Bella a tutti qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video in cui andremo a parlare del nuovo allenatore del Cagliari, ovvero Eusebio Di Francesco. Allora, diciamo che le scelte dovevano ricadere su due mister. Uno era appunto Di Francesco, mentre l'altro era Liverani. Ed io sinceramente puntavo molto di più sul primo che sul secondo, ma per una semplice questione di esperienza, nel senso Di Francesco mi mette, diciamo, più sicurezza, perché conosce bene la Serie A, è stato in grado di portare un Sassuolo che per carità aveva dei buoni giocatori, ma la rosa è inferiore a quella che ha per esempio attualmente il Cagliari in Europa League. È riuscito a far arrivare la Roma in semifinale di Champions, quindi comunque ha avuto dei grandissimi traguardi per quanto riguarda la Serie A, anche se ha avuto pure un buio, quello con la Samp, però lì secondo me c'è stato un errore di progettazione, non lo so. Comunque, Di Francesco, nuovo allenatore del Cagliari. Cosa ne penso? Penso che ho paura. Forse andrò un po' controcorrente, però ho paura. Non per Di Francesco in sé, perché è un ottimo allenatore. Sono contento della scelta, sono contentissimo del mister che è stato preso, però ho paura. Ho paura perché per Di Francesco serve, serve che la società provveda ad esaudire le richieste che ha il mister, soprattutto per quanto riguarda i giocatori. E a me è questo che mette paura. È veramente questo che mette paura. In conferenza stampa ha detto che comunque Joao Pedro volendo può giocare come ala sinistra, perché sappiamo tutti che comunque Di Francesco è uno zemaniano, 4-3-3, un po' come De Zerbi, quindi un gioco abbastanza offensivo, però diciamo che sotto il livello tattico ha rassicurato un po' tutti dicendo che comunque João Pedro potrebbe giocare come alla sinistra, così come Pereiro potrebbe giocare alla destra, quindi a piede invertito, un po' per dire alla Suso, quindi che da destra si accentra. E erano cose anche abbastanza scontate. Poi ritorna Farias, che tanto non probabilmente, se non sicuramente, non rimarrà, però comunque attualmente c'è anche lui in rosa. Abbiamo anche Despotov, quindi abbiamo due ali, però molto probabilmente dovrà andarsi a rinforzare la rosa in quel ruolo. Bisognerà andare a rinforzare un po' tutta la rosa. La difesa è da rifare. La difesa è completamente da rifare, ma tantissimo proprio. E come ha detto anche il nuovo DS Carta, e come ha detto anche Di Francesco, ed è una cosa che io condivido appieno, perché il Cagliari è stato per anni un grandissimo esempio di questo, ovvero non serve andare a prendere per forza giocatori forti, ok? Bisogna andare a prendere giocatori utili che l'allenatore riesce a sfruttare al massimo. E perché dico che il Cagliari ne è un esempio lampante? Perché parliamoci chiaro, Lopez non era un grandissimo difensore centrale, però a Cagliari faceva la sua porca figura. Agostini non era di certo Roberto Carlos, però chi è che non ama Ago? L'Angella non è che fosse chissà chi, però tutti lo amiamo. Acqua fresca. Ce ne stanno di quei giocatori che non sono il massimo, ma se messi nella giusta condizione possono fare veramente tanto. E questo secondo me è anche un po' il principio di Francesco. E io spero che sia così, perché non bisogna per forza andare a prendere nomi esaltanti o giocatori che poi con la situazione attuale pagare gli ingaggi è un problema,
prendere giocatori che avranno stipendi assurdi. Bisogna prendere dei giocatori che siano funzionali a quello che è il progetto di Di Francesco, quindi un calcio offensivo con il 4-3-3 o il 4-2-3-1, perché usa anche quello, però a priori comunque è il 4-3-3. E io sposo appieno questa causa, la sposo totalmente appieno. La sposo totalmente appieno, non si può sentire. Quindi sommariamente sono contento, ma ho paura che la società possa non soddisfare quelle che sono le richieste del mister, perché se il mister non sarà messo in condizione di poter creare il gruppo che desidera, lì prendere Di Francesco risulterà soltanto una mossa totalmente inutile. Ed è questa la mia paura, che spero non si concretizzi, perché ho visto la conferenza stampa, ma non è che abbia molto senso prenderla da monito, perché tanto nelle prime conferenze stampa si parla bene, si dice che si crede tutti nel progetto, di qui e di là, tante belle parole, ma sono di facciata. Poi, per carità, possono essere pure le parole più vere del mondo, però sinceramente a occhio ho imparato a capire che le prime conferenze stampa degli allenatori di solito sono un teatrino. Quindi tendo a non fidarmi e a vedere quello che sarà il Cagliari di Di Francesco sul campo. E poi, in conclusione di video, ci tenevo anche a parlare della questione di S, perché come tutti ben saprete Carli è stato esonerato, o meglio è stato sollevato dall'incarico, licenziato, non lo so. Comunque non è il nuovo, cioè non è più il DS del Cagliari. E potete immaginare la mia gioia. Penso che non sia un mistero il fatto che a me Carli stia altamente antipatico, non mi è mai piaciuto, non mi è mai andato a genio, l'ho sempre considerato un po' un lecchino di Giolini, anche se a quanto pare, stesse parole del presidente, una anche delle cause per cui è andato via è il fatto del pensarla diversamente dalla maggior parte della società, perché infatti diciamo che c'erano due fazioni, una che voleva Di Francesco, in cui c'erano anche il presidente, c'era Carta, c'era Capitano Conti, c'era Cossu, comunque c'era anche Passetti, e la cosa mi preoccupa, che a volere Di Francesco, mentre a volere Liverani era soltanto lui. E quindi pare che queste divergenze comunque abbiano influito per interrompere il rapporto con Carli. E di questo sono contento, perché a me non ha mai convinto. Non ha mai convinto, e vedremo come sarà Carta. Carta che non si occuperà tra l'altro solo della prima squadra, ma anche della primavera, perché prima era responsabile del settore giovanile, invece adesso, se non mi sbaglio, ricopre tutte e due le cariche, ovvero sia direttore sportivo che responsabile del settore giovanile. Quindi auguro un in bocca al lupo sia al nuovo mister sia a Carta, e spero vivamente che questo sia l'anno buono. Lo spero. Non ci credo, non ci credo, anche perché comunque stiamo ancora alla fine del campionato, nemmeno l'inizio del precampionato. Siamo alla fine del campionato. E calciomercato ovviamente ancora zero, c'è qualche rumor ma nulla di che, bisognerà vedere come verrà costruito questo Cagliari, e soprattutto tralasciando i nomi che potrebbero venire a Cagliari, bisognerà vedere come giocherà sul Cagliari, perché lì ci sarà la prova del 9 e si riuscirà a capire, anche se Di Francesco è stata la scelta azzeccata per la società. Però ripeto, qui la società deve fare il suo. E che cazzo sta zanzara. E un'altra cosa che ci tengo a ribadire, che ha detto anche Di Francesco nella sua conferenza stampa, che secondo me anche qui è un qualcosa di facciata, quindi tendo a non crederci, però per dovere è comunque giusto dirlo,
Di Francesco vuole puntare soprattutto ad avere un Cagliari che abbia un'identità di gioco, cosa che da 3 anni a questa parte non esiste, e già questo sarebbe un enorme passo avanti, perché ripeto, sì, ok, il Cagliari ha fatto degli investimenti che letti dicono chiaramente bisogna qualificarsi in Europa. Di certo potrebbe essere frustrante non qualificarsi in Europa League, però quello che vogliamo sempre noi tifosi è che la maglia venga onorata, e speriamo sempre che ogni volta questo possa accadere in ogni partita. Vincere, perdere o pareggiare alla fine lascia il tempo che trova. L'importante è che alla fine, al triplice fischio, tutti i tifosi possano essere orgogliosi degli uomini che sono scesi in campo con la maglia del Cagliari. Quella è la cosa prioritaria. Niente ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate, e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!